14 maggio si avvicina una data che insomma tu ricordi bene, Particolarmente. perché ci sarà la maglia celebrativa. Sì. Ce l'hai una maglia Celebrativa? Questa è più celebrativa, celebrata che celebrativa. Mamma Gliela do mia, alla Giada, con guarda, una gliela storia, do alla una Giada. storia Sì, incredibile. ma racconti alla storia. Giada, però. le fai il regalo più bello già Sì. solo tenerla in mano. Questa è la maglia della partita di Bergamo, la partita che abbiamo vinto il campionato, e a fine partita siamo andati sotto la curva e abbiamo lanciato le maglie in curva. 15 giorni fa mi ha chiamato Enrico. Esattamente, Enrico Bonetti. Esatto, tramite un amico mi ha chiesto se potevo andare a trovarlo perché c'era una bellissima sorpresa. Dico, vabbè, le sorprese mi piacciono. Sono arrivato là e mi ha detto: questa l'ho tenuta io per 40 anni, adesso deve tornare a te. Ho detto, tu sei matto? Io ho detto, tu sei pazzo, perché è una maglia, insomma, che sì, credo che a Verona farebbero... Sì. Sì, follia. Sì. Giada Sì. conferma, Giada che non era disse- neanche nelle nuvolette lassù No. in quella data lì, Disse però. no, io l'ho avuta per 40 anni, l'ho custodita, tutto quanto, adesso è giusto che torni al proprietario. Gesto Ed eccola qui, bellissimo. eccola Sì. qui. Un bellissimo regalo. Poi si completa la storia perché Pierino Fanna ci ha portato la nuova maglia, no? Che è stata fatta e siete stati omaggiati Esatto, con esatto. quella maglia che ricorda questa. E tu che gesto hai fatto allora quando sei stato omaggiato di quella Io a maglia? quel punto ho detto, vabbè, l'ha tenuta per 40 anni, spero che questa maglia la tenga per altri 40. E gli ho portato la maglia del 40esimo che la metta in vetrina in azienda. Bellissimo, Bravo. bellissimo. veramente. No, sono bellissimi i gesti, come mi è successo a me con Cosa è Gino successo? Marcon, un ladro mabon, che dopo 40 anni mi ha ridato la 5000 che mi aveva ciavato. Non so se le ha fatto E proprio mi ha un detto, piacere. c'è un mio amico che ha da sorpresa per te. E che non si attaccava neanche perché nel frattempo la batteria della 5000 mi è andata in terra e avevo tutti i bolli arretrati. Ho detto, Gino Marcon, ti si ladro mabon, anche con... Sì, grazie, grazie, va bene, abbiamo intuito. Poi, oh, dai, si può dire. No, vabbè. Dai. Se Marco pagami i boli.